Cravatta nera perché credo che per tante imprese ci sia un lutto nella morte delle imprese, perché questo provvedimento che, si può dire potrebbe essere un lockdown mascherato, perché interessa tantissimi settori, non solo la ristorazione, le gelaterie, le pasticcerie, il mondo dello sport, il mondo della cultura, il mondo dello spettacolo e purtroppo dopo mesi di sacrifici, investimenti fatti nelle imprese per mettere i locali in sicurezza, comprare dispositivi. Come Camera di Commercio stesso e la Regione abbiamo messo risorse ad hoc proprio per far sì che tutto questo metta in sicurezza e dia le garanzie. Non è servito a niente perché vediamo che con questo DPCM non si è voluto ascoltare le regioni e adesso paghiamo un ulteriore mese di sofferenze. Valeva la pena chiudere piuttosto 15 giorni e a questo punto ripartire, ma non mascherarlo in questo modo qui. Io credo che questo qui sia veramente un momento nero per l'economia, un momento anche nero per il paese e quindi sicuramente ci saranno momenti di protesta, non, io spero che siano momenti di protesta non come è successo a Napoli l'altra sera, ma bensì civile.